Signore e signori, buonasera, bentrovati per questo specialissimo appuntamento. È una proposta questa sera davvero di altissimo livello, penso rimarrete strabiliati perché ho sentito le prove ed è qualcosa davvero di eccezionale. Ma iniziamo questa diretta con una doverosa dedica a Paolo Trevisi, quello che gli appassionati stanno vedendo dalla diretta web che stiamo facendo e che vedranno nelle repliche è il suo ritratto. Ci manca e non possiamo non ricordarlo come attore, come regista di opera lirica. In Portogallo ed in Cina era un mito, era ed è ancora considerato un mito. Non lo possiamo dimenticare come assessore alla cultura del comune di Villorba, e questa struttura è, diciamo, opera sua. Dobbiamo dire grazie a lui se abbiamo la possibilità di un auditorium che è una chicca e la possibilità di fruire del Palateatro che lui ha reso funzionale anche agli spettacoli. Se siete venuti al concerto del 28 avrete sentito che c'è un'ottima acustica per essere una palestra. È lui che ha realizzato quelle paratie che assorbono e smorzano i riverberi parassiti, chiamiamoli così. Ma penso che sia doveroso chiamare l'assessore alla cultura del comune di Villorba, che da 5 anni ormai ci sta privilegiando di questo ruolo, di portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. Radio Veneto 1 è l'unica radio italiana che opera attivamente in questo senso, che organizza queste manifestazioni di didattica musicale a scopo educativo per portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. La dottoressa Eleonora Rosso. Grazie Roberto, buonasera a tutti. Innanzitutto auguriamo a tutti un felice 2019, vi porto i saluti del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale, saluto anche il consigliere Carron qui presente questa sera, tutti gli amici che sono qui con noi e volevo riprendere il discorso Paolo Trevisi. Il ritratto che vedete lì ce l'ha regalato un artista, Roberto Marsura, in occasione del 27 luglio, quando abbiamo organizzato un concerto come ogni anno ormai per ricordare il compleanno di Paolo Trevisi. Quindi ringrazio ufficialmente, purtroppo questa sera non è potuto venire qui, però Roberto Marsura ci ha regalato questo bellissimo ricordo. Ecco. Ringrazio anche tutti quanti hanno permesso di organizzare questa rassegna. Qualcuno di voi sarà stato il 28 al Palateatro, è stato veramente un successo da togliere il fiato, perché la qualità che si è vista, gli artisti davvero eccezionali. Questa sera ringraziamo quindi Roberto Ghizzo e Radio Veneto 1, l'associazione Radio Veneto 1, per quello che danno alla città, alla provincia, alla regione, ma dico che a livello nazionale si diceva è l'unica radio, una delle poche radio che insomma fa delle attività, davvero fa cultura. Ringraziamo Asco Piave per la sponsorizzazione di questa rassegna, ringraziamo la squadra di emergenza che ci permette di poter vivere queste esperienze, questi spettacoli in sicurezza. Anna dell'Ufficio Cultura qui presente e tutto lo staff del Comune di Villorba che insomma lavora sodo proprio per poter darci questo. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti. Il prossimo giovedì 17 avremo Giorgio Sini, che è qui presente, e Diletta Veronese soprano, pianoforte e bel canto, mentre il 24 gennaio il duo Felix, violino e pianoforte, Martina De Luca e Beatrice Barison. Portatevi via il programma di sala perché appunto nel retro avete anche gli appuntamenti. Non mi resta che augurarvi una piacevole serata, perché sono sicurissima che sarà una piacevole serata con due artisti di questa caratura, e ripasso la parola a Roberto. Grazie a tutti e buona serata. Sì, in effetti la nostra piccolissima realtà si confronta artisticamente alla pari con qualcuna forse anche un po'
più in alto e comunque con grande dignità, con tutti i colossi radiofonici locali d'Europa. Facciamo la nostra figura e la facciamo grazie ad artisti come Giuseppe Barutti, come Massimo Scattolin, come il maestro Giorgio Sini, che hanno creduto a questa nostra idea. Quindi io ritengo sia il caso di annunciare i due artisti di questa sera, appunto Massimo Scattolin e Giuseppe Barutti, che ci intratterranno. Prego di applaudire per farli entrare. Ogni merito di quello che abbiamo fatto e di dove siamo arrivati va appunto a loro. Sono senza voce, ma proprio per la grande novità, per la novità di questa serata, lascio il microfono al maestro Scattolin e provvederà lui alle annunciazioni, chiamiamole così, con permesso. Buonasera a tutti, benvenuti. Usiamo il microfono così tutti quanti sentite, perché con il riverbero se no le parole si disperdono. Allora il primo pezzo che andiamo ad eseguire questa sera è un medley che io avevo un po' messo insieme, che racconta un po' la mia esperienza che ho avuto un po' con il tango argentino ancora dalle prime volte che frequentavo Buenos Aires fino alle ultime volte, e francamente anche un po' mi manca. Per quello ho fatto questa compilation e ho messo insieme soprattutto lavori di Astor Piazzolla, ma accenni così, e anche di altri autori, una sorta di tanda, come chi fa il tango sa cosa vuol dire. C'è la tanda è quando i ballerini, quando nelle milonghe fanno un set, cioè ballano dei tanghi e anche dei valzer insieme, perché la tradizione argentina è così, di ballare insieme tango e valzer. Allora, senza aggiungere niente altro, direi tango y nada más.
Adesso passiamo a qualcosa di veramente serio, non che non lo fosse quello di prima, però era più, come dire, da nostalgico e da intrattenimento. Adesso passiamo a un grande autore, un autore che io amo, credo sopra la maggior parte dei grandi compositori dell'epoca romantica, ed è Franz Schubert. Adesso andiamo ad eseguire la sonata per arpeggione, che è una sonata divisa in 3 movimenti, e la particolarità è che Schubert scrisse questa sonata per questo arpeggione, che è praticamente una specie di chitarra solo che si suona con l'arco, e nessuno la suona. È diventato un brano così, come dire, fondamentale della letteratura violoncellistica. E questa sera facciamo una versione che io ho fatto qualche anno fa, ho realizzato qualche anno fa, cioè portando il pianoforte alla chitarra, così per dare una visione un po' più intima di questa musica meravigliosa.
Come dicevo, appunto, è divisa in tre movimenti e quindi buon divertimento.
concludere un brano che io originariamente avevo scritto per chitarra, bandoneon e orchestra. L'ho ridotto per violoncello e chitarra. È una specie di dedica alla musica di Astor Piazzolla, che tanto mi ha influenzato nei miei trascorsi argentini. E il titolo, non sapevo che titolo dare, e allora ho dato 3-3-2, cioè il tempo che usa Piazzolla per le sue milonghe, per il suo tango, cioè ta 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Adesso non voglio fare troppo ridicolo, però per rendere l'idea un po'. E quindi mi sembrava così una specie di omaggio a questo grande compositore da un suo fan, che sarei io. Allora 3, 3, 2.
Carlos Guastavino, uno dei miei compositori latinoamericani preferiti, lui di Córdoba, in Argentina, famoso per aver scritto tantissime opere stupende, e anche una serie di canzoni prendono spunto da dei testi di poeti latinoamericani, volevo dire. Adesso vi eseguiremo senza la voce, ma con la voce del violoncello, una delle sue canzoni che secondo me è più struggente, più belle, La rosa e il salice.
Regione. Bene, questo è l'assaggio, questa prima serata è l'assaggio. La prossima serata sarà dedicata al bel canto. Abbiamo una giovane cantante lirica che sarà accompagnata dal maestro Giorgio Sili, quindi vi aspettiamo anche per domenica prossima. Direi di fare un ulteriore applauso ai maestri Massimo Scattorini e Giuseppe Baretti. Avevo annunciato qualcosa di fantastico, penso di avere onorato la parola, anzi hanno loro onorato la parola. Grazie a tutti e buona serata, grazie all'amministrazione comunale di Villorba che ci ha dato questa opportunità nella persona dell'assessore alla cultura, la dottoressa Rosso, e nella persona anche del sindaco, il caro Marco Serena, caro amico da una vita. Quindi
Grazie a tutti voi e alla prossima. Buonanotte.